In questo microfilm interpreto una ragazza argentina, una donna misteriosa di nome Inés, che si trova su questo volo e va dal suo amante e incontra Camilleri. È una donna che apparentemente misteriosa, un po' sicura di sé, ma in realtà è una donna molto insicura. Le donne di Camilleri rappresentano mille sfaccettature, diciamo, della personalità di una donna, e penso che le donne di Camilleri, le donne contemporanee, non hanno delle cose che non in comune, diciamo, sono uguali. Penso che non ci sono più uomini come Camilleri, più che altro. La donna di Camilleri è un diamante, lui vive per loro, ama le donne, le vede come una cosa preziosissima.